creare confusione, creare dei distinguo politici che non aiutano certo la comprensione e i ragionamenti anche complessi su un tema che è complesso di suo. Io credo che riuscire a fare un ragionamento, come ha proposto lo stesso sindaco De Toni, ma in generale come si sta anche facendo in altre situazioni, vedi l'intervento sul tema dei minori stranieri non accompagnati da parte dei 4 capoluoghi di provincia, riuscire a fare quindi un po' più di sinergia fra le istituzioni ci aiuta a ragionare un po' in maniera diversa su un argomento, non solo andare ad attaccare anche su dando le giuste le attenzioni diverse nello stesso tema, perché se di sicurezza parliamo, dovremmo parlare con la stessa attenzione di quello che succede quotidianamente nella città di Udine, ma anche quello che succederà rispetto alla partita Italia-Israele, quindi se in qualche maniera si tiene alla città, come non ho dubbi che il vicepresidente tenga la città di Udine su questo. No? È sempre stata una persona assolutamente moderata nei toni. È uno che parla quando sa e ha argomenti per parlare. Rappresenta un partito, importante partito, vive Udine intensamente e quindi si è limitato a riportare in un determinato contesto quella che è la situazione di Udine. Senza buttare la croce su nessuno, perché è un problema generale, ma in quel momento parlava di Udine, evidentemente. Ed è sotto gli occhi di tutti che qualcosa è sfuggito di mano. Non è colpa solo del sindaco, attenzione, io questo lo condivido. Però loro fanno il loro mestiere, tra virgolette, sono in opposizione e come qualsiasi opposizione, come sta succedendo in Regione, pongono una questione, le opposizioni a Udine, ma una questione che è reale, perché la sicurezza è percezione. E io sfido chiunque, l'uomo della strada, a chiedere se si sente sicuro a Udine.